Una rappresentanza della Confraternita Maria dei Sette Dolori di Agrigento è stata ieri presso il reparto di pediatria per augurare la buona Pasqua a tutti i bambini ricoverati nel reparto dell'ospedale San Giovanni di Dio. Diretto dal dottor Giuseppe Gramaglia, per l'occasione ai bambini sono stati distribuiti dei gadget a forma di uovo con i colori, i disegni e tanto altro per alleviare le sofferenze. È la prima volta che la rappresentanza della Confraternita Maria dei Sette Dolori si reca ad Agrigento per questo gesto di solidarietà e di amicizia. Questa mattina sono venute a trovarci anche l'Arciconfraternita della Dolorata di Agrigento. È la prima volta che vengono nel reparto, ma apprezziamo sicuramente il gesto cordiale e gentile che i giovani della confraternita hanno avuto verso i bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Anche loro, come ieri sera, come sabato, verranno sempre delle attività sociali per creare quel collegamento ideale che c'è tra il mondo esterno e il reparto di pediatria, in una comunicazione di rapporto tra l'esterno, e quindi la cittadinanza, e i bambini e le famiglie ricoverate nel nostro reparto. Un'occasione unica che sicuramente sarà caratterizzata da un rapporto di affetto con i bambini e le loro famiglie, ma che tuttavia dovremmo, con il superiore che è qui accanto a me, cercare di riportarlo anche negli anni a venire per creare questo contatto umano di affetto, di solidarietà e di amore tra l'esterno e i bambini. Ci impegniamo per farlo. Grazie.